Coach Marco Zingaro, Motta oggi non è riuscita in quella che poteva essere un'impresa, un'analisi abbastanza veloce anche se a caldo della partita. Ma è stata la partita che temevo, che non volevamo, ma che temevo. Questa è una squadra a cui non è impossibile rimanere attaccati durante i set, però se ti distrai un attimo, un minuto di gioco, guardi il punteggio e loro sono sopra di 4 punti. Questo è successo, se non ricordo male, nei primi 2 set. Terzo set siamo riusciti invece a tenere, a giocare punto a punto, poi però nei momenti decisivi siamo mancati un po', a mio giudizio, in personalità e loro hanno vinto il terzo set. Ecco, domenica scorsa contro Trieste è arrivata anche un'altra sconfitta non pronosticata forse. Quali sono secondo te le motivazioni che in questo momento portano questa squadra a non esprimersi al meglio? Le motivazioni sono che non ci stiamo esprimendo a un livello sufficiente nemmeno in allenamento, stiamo mancando, stanno venendo fuori tutte le nostre, non è per avere alibi, ma stanno venendo fuori tutte le nostre i nostri peccati di giovinezza, e parlo ancora di personalità, perché anche la partita di domenica scorsa ha testimoniato questo, un ambiente caldo ma neanche troppo, una squadra di là che gioca bene e noi che non riusciamo a mantenere un livello minimo di gioco sufficiente da poter portare a casa una partita come quella di domenica scorsa. Questa partita qui ha un'altra storia completamente, volevo di più, mi aspettavo di più, non ci siamo riusciti, dobbiamo riprendere a allenarci, solita ricetta e andrà meglio le prossime partite, siamo sicuri. Adesso abbiamo la sosta, possiamo lavorare con calma e riprendere alcune cose che ci stanno scappando di mano. Ecco, classifica alla mano, a parte Portoviejo e Prata che forse ormai sono un po' irraggiungibili, il terzo e quarto posto sembrano ancora essere comunque un obiettivo fattibile. Ma certo, ci siamo detti a inizio girone d'andata che abbiamo un sogno e rimane ancora quello. Ora le partite stanno andando via, qualche punto è scappato, ma dobbiamo provare a fare tutti i punti che ci rimangono, 8 partite, 24 punti, provare a farli tutti. Grazie.